Allora, miei cari amici, buongiorno, eccoci qua col nuovo oroscopo del giorno 2 giugno 2020, martedì, meglio dire, 2 giugno 2020, quindi un buon inizio del mese, una buona giornata, un buon mese di giugno, va bene? Allora andiamo con il segno dell'Ariete. Ariete, datevi delle priorità da rispettare. In amore forse non siete così comunicativi come pensate e dovrete fare ben altro per ammaliare il partner. I single dovranno deporre le armi, al momento nessuna occasione in vista per trovare l'anima gemella. Lavoro. Cercate di concentrarvi sul lavoro e soprattutto sulle questioni da ultimare che attendono di essere finite. Toro, state vivendo un periodo di pace dopo tutte le complicazioni passate, anche se a volte l'umore sarà contrassegnato dalla malinconia, sarete sempre più convinti della scelta del partner. I single invece dovranno cercare di sconfiggere la tristezza e la nostalgia guardando al futuro. Lavoro. Qualche variazione di programma potrebbe far sorgere preoccupazioni, ma per fortuna si tratterà solo di belle sorprese. Gemelli. Non prendetevela con il destino se con il vostro partner le cose non vanno per il verso giusto. La colpa potrebbe essere vostra in questo periodo, siete nervosi e poco inclini a lasciarvi andare. I cuori solitari dovranno fare un po' di autocritica per andare d'accordo con gli altri. Lavoro, le cose sul lavoro sono in fase di miglioramento, tutto potrà sistemarsi anche se ci sono state delle tensioni. Il segno del Cancro. Torna il sorriso sulle vostre labbra. Questo vuol dire che alcuni problemi interiori si sono risolti. Chi ha sciolto un nodo con il partner avrà consolidato il rapporto. I single avranno molte occasioni oggi per farsi avanti. Le condizioni ora sono favorevoli. Lavoro, armatevi di coraggio e portate avanti il progetto che vi è stato affidato con grande professionalità. Leone, siete un po' tesi in questo periodo e pare che nulla vi vada a genio. Riprendete le redini di una relazione prima che sorgano dubbi. Se siete single e una persona che vi piace molto non mostra interesse, non temete, le cose cambieranno molto presto. Lavoro, non disperate se qualcosa sembra andare storto. Molte cose si evolveranno secondo i vostri desideri. Il segno della Vergine. Se state proseguendo una relazione, dovete stare molto vicino alla persona amata. Agite per il meglio e cercate di mettere sempre l'armonia. Se siete single, cercate di non arrabbiarvi per cose che non potete cambiare, che non dipendono direttamente dalle vostre azioni. Lavoro. Un intuito eccezionale vi farà ottenere ottimi risultati in ambito lavorativo e per voi sarà motivo di gratificazione. Bilancia. Una Venere in ottima posizione per gli innamorati oggi annuncia una giornata di grandi emozioni, da vivere pienamente con la persona giusta.
I single che sono stressati e poco inclini al dialogo faranno meglio stare zitti per evitare di fare graft imperdonabili. Sul lavoro vi attendono buone notizie che vi permetteranno di gestire un progetto che a voi interessa parecchio. Cercate di non mostrarvi dubbiosi. Scorpione. Oggi ci saranno novità importanti per chi è in cerca di nuove relazioni da vivere. Dovrete solo capire se avete bisogno di una storia seria o di qualcosa di passeggero. I single saranno invece decisi a innamorarsi e tra le nuove conoscenze non mancheranno flirt e passioni. Lavoro, non avete nulla da temere se avete optato per scelte giuste e vincenti. Il lavoro va a una meraviglia. Sagittario. È un buon periodo per i sentimenti, continua la voglia di appianare le controversie e ritroverete la calma che da qualche tempo avete perduto. I single che desiderano trovare un nuovo amore possono sperare in un destino migliore. Sul campo lavorativo è in arrivo soluzioni positive per il lavoro. Bisogna battere il ferro finché è caldo e darsi da fare. Capricorno. È un momento di grande riflessione per molti del segno che sono in una fase di stallo riguardo ai sentimenti. Tra le coppie ci saranno chiarimenti e revisione dei progetti. Grande attesa per i single che vorranno vivere nuove emozioni. Sul lavoro chi è stato molto impegnato dovrà cercare di risolvere alcune situazioni che ancora non hanno una risposta. Acquario. I sentimenti viaggiano a gonfie vele e ci saranno molte coppie che potranno fare progetti per il futuro. Badate bene però ad agire con consapevolezza. I cuori solitari dovranno gettare alle spalle il passato se vorranno iniziare a provare sentimenti più forti. Sul lavoro le cose vanno molto meglio dal punto di vista lavorativo e chi ha una professione o un'attività inoltrerà grandi guadagni con soddisfazione. E infine il segno dei pesci, state attraversando una fase in cui tutto viene ponderato con grande meticolosità. Se state vivendo una crisi di coppia potranno esserci delle verifiche. I single avranno varie opportunità per arrivare diritto al cuore di qualcuno. Sul lavoro la giornata sarà molto positiva e proficua per rinnovare collaborazione e rivedere dei contratti in scadenza. E così abbiamo dato la lettura dell'oroscopo di martedì 2 giugno 2020. A tutti quanti voi vi do un caloroso abbraccio e vi rinnovo l'appuntamento per domani con il nuovo oroscopo. A tutti quanti voi che le stelle siano sempre con voi. Alla prossima.